Il circolo Rabat di Legambiente Agrigento interviene tramite il presidente Daniele Gucciardo sui danni del maltempo, affermando il viale delle dune sta crollando, le mareggiate colpiscono con forza crescente, il ciclone Harry non è più un caso isolato, questi eventi ci ricordano che il cambiamento climatico è una realtà con cui dobbiamo convivere. È tempo di agire con resilienza, dobbiamo adattarci e proteggere il nostro territorio, non solo reagire alle emergenze. Non possiamo pensare di difenderci riprendendo a costruire barriere rigide come frangiflutti di massi. Queste strutture non risolvono il problema, le onde si infrangono con violenza e l'energia si concentra aggravando l'erosione. Serve una nuova strategia, nuova e naturale. Dobbiamo ripristinare spiagge ampie, prive di costruzioni, dove le onde possono disperdere la loro forza, la sabbia trasportata dalle correnti possa essere così depositata. Così anche durante eventi estremi come Harry l'impatto sulle zone interne si riduce. Le infrastrutture costiere, riempimenti asili, porto, lungomare, solarium, piazzali, strade e piste ciclabili non si adattano alla dinamica del mare, sono esse stesse causa dell'erosione che le danneggia, mettendo a rischio la costa. Non possiamo pensare, afferma Legambiente Agrigento, di essere più forti della natura. Occorre invece fare un passo indietro, progettare con intelligenza, cercare fondi per mettere in sicurezza e riparare la nostra costa. Occorre eliminare asfalto e piste ciclabili dal viale delle dune, procedere alla rinaturalizzazione del cordone dunale con interventi mirati e coordinati come la rimozione delle strutture artificiali che impediscono il libero movimento della sabbia e delle specie vegetali. Occorre il reimpianto di piante autoctone, proteggendo le correcinzioni naturali, percorsi dedicati per evitare il calpestio, favorire il recupero spontaneo della vegetazione e ridurre l'erosione, migliorando la biodiversità. Occorre ripensare pertanto la viabilità costiera, realizzando un pettine, la via degli Imperatori come asse principali con le traverse esistenti che collegano le case e le spiagge. Questa configurazione ridurrebbe l'impatto sul territorio, favorendo l'accesso controllato e proteggendo le zone più delicate. Solo così, conclude Legambiente Rabat Agrigento, possiamo cercare di garantire un futuro più sicuro, sostenibile per tutti, per chi vive oggi e per chi verrà domani e per l'intero ecosistema costiero.